Grazie, buongiorno a tutti. Do il benvenuto innanzitutto formalmente, ufficialmente al Ministro Salvini, che è fra l'altro il primo rappresentante del governo qui presente nei luoghi della tragedia. Lo ringrazio anche perché in tempi non sospetti ho avuto modo di sentirlo proprio una settimana fa, ancora non eravamo nel pieno delle piogge, dell'avversità atmosferica e non conoscevamo neanche gli esiti di questa perturbazione, e devo dire che il Ministro è stato il primo ad attivarsi, dimostrando la sua vicinanza fino in fondo alla nostra comunità, e tant'è vero che in tempi non sospetti, anche posso dire con un grande atto di fiducia, è intervenuto presso le prefetture per la chiusura delle scuole. Dico con un altro grande atto di fiducia perché io in mano avevo solo le previsioni che mi dava il mio assessore Bottacin, ma so che i conti li sanno far bene e purtroppo avevano ragione, nel senso che le previsioni poi si sono trasformate in un'autentica tragedia. Tragedia che vi ricordo solo per sommi capi, stiamo parlando di grandi piogge, abbiamo comunità che oggi il Ministro ha visitato che hanno avuto anche 700 mm d'acqua all'ora, stiamo parlando di 70 cm, come immaginare di camminare in una vasca dove l'acqua ti supera le ginocchia, e folate di vento, quello che alcuni chiamano giustamente, a mio avviso, non siamo dei tecnici ma penso un uragano, ad oltre 180 km all'ora. E gli esiti di tutta questa perturbazione li abbiamo visti questa mattina con il Ministro che da subito in questi giorni dalle prime ore mi aveva espresso la volontà di visitare le aree. Abbiamo organizzato un bel giro, quindi abbiamo visto innanzitutto la Valle Algordina, siamo stati a vedere, abbiamo visto Agordo, siamo stati a Roccapietore, abbiamo visto Serai Sottoguda, quindi il Ministro ha avuto modo di vedere il fango, i detriti arrivati nelle case, la devastazione, tra l'altro stavano recuperando ancora auto dalle macerie. Abbiamo visto la devastazione che c'è stata in quel luogo di attrazione turistica sotto la Marmolada che è il nostro canyon, no? Serai Sottoguda, che oggi non esiste più, per cui anche lì dovremmo recuperare. Poi siamo stati in sorvolo, abbiamo visto tutta la parte delle altre località, con le Santa Lucia, Taibon, Alleghe, il lago di Alleghe, con i detriti, insomma un po' tutte queste zone. Siamo passati nel Cadore, anche lì in sorvolo siamo andati a vedere i danni, soprattutto le parti franose in zona Cadore, e infine in Comelico. In Comelico abbiamo fatto una visita a terra su due comuni, siamo stati a Santo Stefano di Cadore e a San Pietro di Cadore, e abbiamo visto l'effetto appunto della forza della natura di quel lunedì, di quel martedì, su Santo Stefano con delle frane, e su San Pietro di Cadore con rotture arginali e quindi la messa in sicurezza necessaria della strada provinciale. Infine in volo siamo stati, e finisco il report perché è giusto che si sappia, è da questa mattina dalle 8:30 che siamo in volo e in giro per le montagne. Siamo stati in Val Visdende a vedere gli schianti anche della Val Visdende, quindi gli schianti della Val Visdende e il lago, quel lago che è diventato poi immagine che è iperdiffusa, e grazie anche per lo spazio che date alla tragedia del Veneto. Quel lago che è pieno di tronchi, un lago che era un lago con l'acqua smeralda, un'acqua assolutamente cristallina, che oggi è pieno di tronchi e detriti. Quali sono gli esiti di questa tragedia? Stiamo parlando di quasi 100.000 ettari, li stiamo misurando alla perfezione, fra l'altro avvalendoci anche del sistema Copernicus, e quindi con un modello che ci dia proprio la puntualità e la precisione nelle misurazioni, quindi 100.000 ettari di bosco che se n'è andato, 100.000 ettari di paesaggio che se n'è andato, 100.000 ettari di messa in sicurezza che dobbiamo fare, perché lì ci sono tronchi pericolanti da portare via, da smaltire, e poi ci sono ovviamente le ripiantumazioni. Le frane, sono molte le frane nei territori, detriti arrivati a valle, frane anche importanti in alcuni casi, almeno 100 km di strade. Quando dico strade intendo viabilità comunale, provinciale e regionale, ammalorate, franate, scomparse, magari crollate lungo le aste del Piave o dei fiumi o del Cordevole. Strade silvopastorali
e quindi strade non asfaltate, non vi so dire al momento quante sono quelle ammalorate e a quanto ammontano. E poi abitazioni, patrimonio privato delle abitazioni. Anche oggi in Val Visdente abbiamo visto una casa crollata dentro nel fiume, e ancora abbiamo incontrato peraltro stamattina tanti cittadini, tanti uomini e donne con la pala in mano che spalavano ancora il fango. Quindi i danni delle frane, i danni dei boschi, i danni al patrimonio dei cittadini. Ricordo che l'esito di questa avversità atmosferica per noi ha significato 160.000 utenze elettriche da subito senza alcuna fornitura di energia, ha significato fino a ieri l'isolamento totale di queste comunità del segnale della telefonia mobile, non ne parliamo di quella fissa, ha significato per molte comunità, questa mattina abbiamo incontrato parecchi sindaci, e ha significato anche la perdita di acquedotti. Ci sono delle comunità che non hanno più l'acquedotto, arrivano le autopompe, quindi arriveranno le autocisterne, scusate, con l'acqua potabile, arriveranno e stanno arrivando e sono arrivati in alcune località i potabilizzatori, però la verità è che insomma la devastazione è una devastazione forte. Borrelli ieri l'ha definita una scena apocalittica, direi che è assolutamente una scena apocalittica e che merita per la nostra montagna veneta un piano vero, magari una frase abusata, però penso che oggi ci stia, no? Un vero e proprio piano Marshall per la montagna. È un piano Marshall perché dobbiamo partire da zero. Gli antichi romani dicevano che si costruisce non dalle macerie ma si parte dalle ceneri. Noi siamo arrivati alle ceneri. Abbiamo due grandi goal, abbiamo due grandi sfide. La prima è quella di ripristinare il patrimonio velocemente. La seconda di farlo talmente velocemente da evitare che i cittadini scelgano di fare le valigie e andarsene dalla nostra montagna. Chiudo facendo un appello, l'appello ai cittadini. Intanto ringrazio perché moltissimi hanno già iniziato a mandarci gli screenshot o le foto via mail o le ricevute via mail delle donazioni, quindi chiedo a tutti di diffondere l'IBAN della Regione Veneto. C'è anche un SMS solidale che condividiamo con altre regioni, poi la ripartizione avverrà in base alla quantità dei danni e io spero anche in base alla provenienza delle donazioni, perché immagino che un veneto versi per la sua comunità come un siciliano versi per la sua. Però al di là di questo anche l'IBAN, e quindi ringrazio i tanti che si sono adoperati per già provvedere alle loro donazioni. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato, a iniziare ovviamente dalla Protezione Civile, il mio assessore, i volontari della Protezione Civile, l'Esercito, la Croce Rossa e la Prefettura di Belluno in questo caso, ma tutte le prefetture del Veneto, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile Nazionale e gli alpini, i volontari, tutti quelli che ho dimenticato, veramente grazie di cuore a tutti e grazie al mondo della comunicazione. Siamo stati un po', come si può dire, non voglio dire dimenticati, immagino che c'erano sicuramente notizie che arrivavano dalle agenzie, facciamo vedere l'acqua all'interno della Basilica di San Marco o Portofino e tutte grandi emergenze, però oggi sul terreno c'è una grande tragedia che è quella del Veneto, quindi vi chiedo ancora di esserci a fianco e di sostenere questa nostra sfida. Ringrazio anche chi ha telefonato ed ho chiuso, il Presidente Mattarella che ieri ha chiamato, come avete avuto modo di sapere dalle agenzie, esprimendo la sua vicinanza e dicendo che si tiene ora dopo ora costantemente aggiornato sulle vicende del Veneto. Ringrazio il Presidente Vučić che mi ha contattato della Serbia, anche lui per esprimermi la solidarietà e la vicinanza, sapete che c'è questo rapporto di amicizia con questa comunità. Ringrazio i padri, i frati di San Francesco di Assisi che hanno voluto scrivermi proprio stanotte e esprimere la loro vicinanza con una preghiera, e penso che questo sia un bel segnale sempre per la nostra comunità. Grazie ancora al Ministro Salvini, grazie per essere qui, perché sentiamo il Governo vicino, lo è stato in questi giorni, in queste ore, lo è ancora di più oggi fisicamente. Grazie. Passo la parola al Ministro. Sì, grazie. Io ovviamente oggi avevo in preventivo un po' di celebrazioni per il 4 novembre, ieri sera ho ritenuto doveroso saltare qualche celebrazione, qualche deposizione di corona per venire a seguire il problema di oggi,
sono in contatto con il Presidente del Consiglio, che unisce in un abbraccio il paese che soffre dal Veneto alla Sicilia. Ci siamo divisi i compiti da nord a sud, in questo istante lui a Palermo, io sono appunto nel Bellunese, nel pomeriggio sarò a Terracina, in provincia di Latina, quindi vediamo di unire gli sforzi e la ricostruzione. Non a caso il 4 novembre, un secolo. Io non ho trovato gente rassegnata, non ho trovato gente che aspetta che accada qualcosa dall'alto, che provveda lo Stato, la sorte o il prossimo. Ho trovato gente che stava scavando da 3, 4, 5 giorni. Non porto solo solidarietà, è da 2 o 3 giorni che stiamo cercando soldi in cassetti e cassettini senza nuovi provvedimenti di legge. Vi posso dire a spanne che al di là della solidarietà e della vicinanza, che può far piacere, però penso di poter dire a nome del Governo che 250 milioni di euro siano già pronti e disponibili per tutte le comunità colpite da nord a sud da queste calamità, e continueremo a cercare per trovare altri fondi. Penso che sia un'occasione per riflettere sicuramente sugli eventi naturali. Se il vento tira a 180 all'ora e se il Piave rimbomba, ovviamente puoi limitare i danni. Una riflessione che va fatta, e farò col Presidente del Consiglio e col Ministro dell'Ambiente, però che prescinde da quello che è accaduto a Belluno o a Palermo, è che forse troppi anni di incuria e di malinteso ambientalismo da salotto, per cui non si tocca l'alberello e non si draga il torrentello, e poi l'alberello e il torrentello ti presentano il conto. E quindi quando si parlava di lasciar gestire la montagna alla gente di montagna e non magari a qualche sovrintendente da città, questa è una riflessione che avremo il diritto e il dovere di fare, perché il bosco vive, e se il bosco non lo curi, o se il greto del torrente o del fiume non lo draghi, evidentemente non è solo madre natura che si incattivisce, ma anche l'inerzia piuttosto che l'assenza o l'ignoranza dell'uomo a volte a causare questi disastri. Detto questo, ci sono comunità che si rimetteranno in piedi, ma che economicamente parlando avranno bisogno di sostegno, perché non vogliamo che si spopolino, e questo, ripeto, vale per il bellunese che ho visitato, così come per il palermitano, o in queste ore ho sentito il governatore del Friuli Venezia Giulia, ho sentito il governatore della Liguria, ho sentito il presidente della provincia di Trento, e quindi vediamo sicuramente in settimana ci sarà un Consiglio dei Ministri subito, che avrà all'ordine del giorno i primi interventi concreti, rapidi, efficienti, veloci per le zone colpite dal maltempo di queste ore. Conto di tornare in occasione più lieta in questa splendida terra, ripeto. È un secolo, il Piave mormorava, dopo un secolo continua a mormorare, però vediamo di dare un senso alla difesa delle nostre comunità e all'azione dell'uomo. Abbiamo sorvolato il Vajont, arrivando qua, l'azione dell'uomo che aiuti a crescere, quindi siamo qua per ricostruire, non è giorno di polemica, rispondo ovviamente alle domande se ci sono, più che volentieri, leggevo su qualche sito, qualche portale che si riesce a fare polemica, e d'altronde all'italiana, se vai perché vai, se non vai perché non vai, se sei triste perché sei triste, se sorridi perché sorridi. Siamo qua per costruire e lavorare, sono orgoglioso di quello che il governo ha fatto in questi 5 mesi. E sono orgoglioso di quello che Regione Veneto ha fatto in questi anni, e come promesso siamo in terra di montagna, siamo in terra di autonomia. Conto che entro la fine di quest'autunno il Consiglio dei Ministri approvi, almeno in primo passaggio, il provvedimento sull'autonomia che è stato richiesto da 6 milioni di cittadini. Se ci sono domande rispondo volentieri. Ministro, si può morire di maltempo? Ragazzi, se stiamo contando 12 morti in Sicilia che stavano cenando a casa loro e sono stati travolti dall'acqua, evidentemente si può e si deve fare di più. Crollamenti, strade, il ministro Spinelli parla di piste ciclabili, andremo alla Brunellone in bicicletta? Non commento l'incapacità o l'inerzia di chi mi ha preceduto negli anni, sono qua da 5 mesi e sono qua per costruire o ricostruire.
Poi chi vuole andare in bicicletta, io preferisco andare in macchina o in treno, però non lo fa quello che vuole. Ministro Borrelli ieri qui ha detto che negli ultimi 5 anni il maltempo ha fatto danni per 9 miliardi. Quanto si può investire in prevenzione nei prossimi 5 anni? Ma un calcolo fatto a spanne ci dice che per mettere in sicurezza, per quanto si possa mettere in sicurezza, il territorio nazionale occorrono 40 miliardi di euro. Mi impegno a nome di 60 milioni di italiani di fare in modo di trovare questi soldi non in un quarto d'ora e di cominciare a progettare e a spendere, con la certezza che non ci arrivino letterine di richiamo perché spendiamo troppo. Ogni riferimento a chi passa il tempo mandando letterine da Bruxelles o da Parigi è casuale. Domani arriva una nuova partita dell'Europa. Ma visto quello che sta accadendo a Belluno e a Palermo, la letterina dell'Europa domani, per quello che mi riguarda, finisce in archivio. Ministro, i comuni sono pieni di soldi e purtroppo questa centralità dell'Europa ha portato, purtroppo i comuni hanno i soldi per gestire, per investire, ma non li possono utilizzare. Il patto di stabilità e quant'altro e l'austerità della Merkel e credo che questo governo darà dei segnali molto importanti. Siamo qua per svincolare, liberare, sburocratizzare e accelerare. Ripeto, miracoli in 5 mesi non siamo in grado di farne, però mi sembra che abbiamo dato segnali su tanti fronti che cambiare si può. Però ripeto, è una giornata simbolica per gli italiani perché è il centenario della grande guerra, della libertà conquistata, riconquistata, e questa è la miglior risposta a quelli che vanno in giro agitando fantasmi di fascismo, nazismo, dittature che possono essere evocati solo se il tasso alcolico è oltre un certo livello. Ripeto, non ho tempo per guardarmi alle spalle, ho tempo per guardare avanti, e quindi che la Merkel faccia quello che crede, noi tiriamo dritto. Ci sarà un braccio di... No. Ministro, i 150 milioni di più intervento sono per il Veneto o per tutta Italia? 250 milioni per tutte le zone colpite, 250. Una discussione in zona, ma non solo qui, riguarda l'interramento delle linee elettriche. E anche ieri ci è stato detto che è una questione finanziaria e procedurale. C'è una possibilità di portare avanti questa campagna, questa ipotesi? Da autonomista questo lo lascio scegliere a chi governa il territorio, non vengo io da Milano a decidere cosa si interra o cosa non si interra. Io dico che se sono solo questioni economiche sono superabili. Ministro, si metterà mano anche al fondo di solidarietà UE per dare aiuto alle regioni colpite? Abbiamo già chiesto, come gruppo della Lega sicuramente lo faremo, se non l'abbiamo già fatto, ripeto, Presidente del Consiglio, ho sentito stamattina, nelle prossime ore c'è una quota minima, tra virgolette, di danni di 3 miliardi di euro per attivare questo fondo. Ahimè, temo che questi 3 miliardi nelle ultime ore, da nord a sud, dalla Liguria alla Toscana, passando per la Sicilia e per il Lazio, siano stati raggiunti, quindi chiederemo l'attivazione anche del fondo straordinario di Bruxelles. Prego. Ringrazio. Ci siamo trovati di fronte al problema della provincia stessa, alla riforma della provincia, abbiamo visto che è camminato il nuovo sblocco, è andata avanti per volontà del popolo, ci sono delle poche risorse. Questo è il problema? C'è all'ordine del giorno, l'ho detto come Ministro degli Interni che si occupa anche di enti locali nella prima audizione che ho avuto delle commissioni di Camera e Senato, riprendere in mano, a proposito di incapacità del passato, la riforma degli enti locali e le province né carne né pesce, cioè ci sono o non ci sono ma non hanno soldi, non hanno personale, non vengono elette. Io sono per o il bianco o il nero, le 50 sfumature di grigio non mi appassionano onestamente. E quindi o si va avanti o si va indietro. Per quello che mi riguarda, soprattutto per province come Belluno e Sondrio, che sono le due province interamente montane d'Italia, un ente come la provincia vero, eletto, con personale, con soldi, con competenze è assolutamente fondamentale. Però ripeto, non mi pagano lo stipendio per
criticare quello che hanno fatto gli altri, mi pagano lo stipendio per fare qualcosa di meglio e cercheremo di farlo. Scusi, io vengo dai territori dove abbiamo i cimiteri di alberi, no? Centinaia, migliaia. Allora mi chiedevo, non sia il caso di pensare a una vendita ad un commissario, il prezzo si sta abbassando molto delle anni, peraltro in questo ultimo anno. Avete pensato a questa risorsa che è notevole per le segreterie e per chi fa il fatto? Luca, che ce ne facciamo? No, guardate, è bene che arrivi subito una cosa, cioè la legge della protezione civile è chiara, l'autorità di protezione civile è rappresentata dalla regione e dal suo presidente, dopodiché quando ci sarà l'ordinanza a livello nazionale il ruolo commissariale passa d'ufficio al presidente della regione, appunto. No? Ve lo dico perché siccome già sento questo discorso che ognuno vuole nominare un commissario in ogni borgo, non funziona così, bisogna che siamo operativi. Abbiamo già l'esperienza del 2010, avevamo 235 comuni alluvionati e 10.040 famiglie e imprese sotto acqua. Lì si è applicato un modello federalista, quindi il commissario ha fatto presentare prime stime dei danni comune per comune e lì subito abbiamo stanziato un primo 30% sulla parola. Dopodiché siamo andati a conguaglio fino al 75%. Questo è quello che accadrà. Per quanto riguarda gli schianti, i 100.000 ettari di abeti, perché sono tutti abeti, fra l'altro, praticamente il 99,9% sono abeti, dovranno avere una gestione assolutamente, innanzitutto rapida nell'asportazione. Dovremmo cercare di capire se sul mercato, e devo anche dire che delle aziende grosse, anche multinazionali, si sono proposte per recuperare il duro materiale, pagarlo e trasformarlo in prodotti industriali, che non riguardano il cippato ma riguardano pannelli o quant'altro, e insomma nell'ottica del rispetto, nell'alveo del rispetto della legge faremo queste cose. Alla fine dovremo presentare un piano di gestione dei boschi e qui coinvolgeremo l'Università di Padova, c'è il professor Cavalli fra l'altro che è il massimo esperto di silvicoltura, un gruppo di lavoro dove ripiantumeremo. La mia idea è quella che la piantumazione dovrà essere una piantumazione autoctona, quindi metterci sì abete, ma anche l'arice dove ce n'è poco, metterci i ciliegi selvatici, i faggi, in maniera tale che siano boschi molto più performanti di quelli che abbiamo visto adesso. Questo è quello che accadrà. Ci vuole pazienza e avere fiducia, perché se non si ha pazienza e non si ha fiducia non si combina niente. L'occupazione forse è tutti questi blocchi che sono instabili con quantitativi di neve che scenderanno copiosi. Ma noi non siamo quelli che portano i problemi, siamo quelli che portano soluzioni. Se avete soluzioni, chiamate. Presidente Zaia, questa è una zona dell'UNESCO, Ah sì, avete pensato di interessare anche... Si è già attivato, a parte il governo, nella figura della sottosegretaria Borgonzoni, si è già attivata scrivendo fra l'altro all'UNESCO, e l'ho sentita anche ieri e immagino verrà in visita anche in settimana. Lei si è già attivata sulla partita dell'UNESCO, stiamo parlando di montagne e patrimonio dell'umanità, per cui assolutamente sì, il governo si è già attivato, come peraltro devo dire, dimenticavo, il sottosegretario Giorgetti ha già stanziato dai fondi delle celebrazioni della Grande Guerra, penso che abbia fatto uno dei più belli stanziamenti che si possa fare, 1 milione di euro per fare il bosco del centenario e faremo un museo open air in un bosco nuovo creato con questo 1 milione di euro per le scolalesche. Questo è un grande segnale dal punto di vista culturale e benvengano anche questi micro interventi, quindi un appello anche a tutti gli altri sottosegretari e membri del governo, ognuno ha qualcosa nel salvadanaio, ce lo dire. Perfetto, siamo a posto, io vado a Terracina. Ferdinando, noi siamo ad Alleghe, siamo arrivati un po' più in alto perché come puoi capire è difficile collegarci. Quello che vedete alle mie spalle è il lago che si è abbassato, l'acqua si è abbassata e è difficile, non so se riuscite a vederlo, ma è un lago proprio di detriti, alberi, fango, foglie, c'è veramente di tutto. E ci diceva anche dalla protezione civile, dal COC, dalla sede qua di Alleghe, ci dicevano un po' uno sfogo, ci hanno abbandonato. Noi siamo arrivati qua, abbiamo trovato il signor Bruno. Signor Bruno, mai visto una cosa del genere? Mai vista una cosa del genere. Guardi, c'è ancora nelle orecchie il vento di quella sera che non so se passerà, insomma. Alberi ci diceva che venivano buttati giù come fossero stecchini. Come fiammiferi, si sentiva solo il rumore che
che cadevano e basta, insomma. Una cosa pazzesca era, pensavo che venisse a fine il mondo quasi. In 2 ore, perché il telefonino metteva dalle 8 alle 10, che era il massimo della tempesta, diciamo. Io guardavo l'orologio che ogni 10 minuti che passassero queste 2 ore, insomma, ecco. E non finiva mai? E non finivano mai, ecco, perché è un disastro veramente. Quella sera, non so, non ho mai sentito una cosa del genere. Tantissima paura, fra l'altro ci diceva che poco più avanti qui c'è anche una frana. Sì, c'è una frana in movimento, sì, che adesso non so cosa decideranno, insomma, comunque in movimento, per il momento la strada è aperta, ma poi se piove o comunque deve cadere quella frana là, insomma, in pericolo, perché se cade c'è la strada, poi sotto sono tutte le case, no? Un pericolo, insomma. Molto pericolosa. Sono venuti qui dalla protezione civile per cercare di sistemare? Sì, però al momento sono venuti, hanno sistemato gli alberi in mezzo, tutto quello per dare il passaggio, quello l'hanno fatto, insomma. Poi sono andati via perché erano altre zone, insomma, comunque il servizio primario è stato fatto, ecco. Senta, Salvini oggi diceva proprio a Belluno, diceva 250 milioni subito per le zone colpite, che cosa pensa? Io penso positivo e speriamo che sia vero e che arrivino, insomma, perché ne abbiamo veramente bisogno, insomma, no? Anche perché si sta venendo avanti la stagione invernale e qui purtroppo lavoriamo col turismo, con la neve e abbiamo bisogno di portare avanti anche quella, insomma, no? Ecco, qualcuno dice c'è paura perché la stagione sia già compromessa. Ma compromessa non penso, insomma, perché qua la gente si dà da fare, lavora e quindi no, compromessa no proprio, insomma, ecco, non penso proprio che sia compromessa. Ecco, quindi insomma vi aspettate di risolvere insomma questa situazione di emergenza anche nel... Sì, dimmi Ferdinando. Sì. Ecco, dallo studio dicevano che insomma la preoccupazione è che ci sia un ulteriore spopolamento sulle montagne. Lei che cosa pensa dopo questo fatto? No, ancora più assieme. Sempre più uniti? Sempre più uniti. Sempre più uniti, no, spopolamento per questo no, perché assolutamente no, anzi più uniti ancora lavoriamo insomma per l'unione e per ripristinare tutto, insomma, ecco. Ecco, la cosa che vorrei far notare, Ferdinando, è proprio la forza di queste persone che si sono rimboccate immediatamente le maniche e subito tutti insieme stanno cercando di sistemare, di pulire, dove possono di arrivare per ripristinare proprio la zona per la loro stagione che, come ti ha detto, insomma è ormai vicina. Io se tu torni, sì, io ti darei un attimo la linea e ti girerei tutte le immagini del nostro viaggio, le interviste e il materiale raccolto. Sì, Ferdinando, noi siamo sulla strada, siamo sempre ad Alleghe, sulla strada che va in una frazione, Cordella, e ci ha accompagnato gentilmente il signor Bruno, perché venga signor Bruno, ci stava facendo vedere che questa zona qui c'è una frana che è in movimento, giusto signor Bruno? Sì, è una frana da quella sera, venga. da quella sera si è messa in movimento perché si è fatta una fessura sopra il terreno, è entrata l'acqua e l'acqua continua a spingerla e vede che sta praticamente sempre controllata la protezione civile, scende lentamente, ma verrà un giorno che verrà giù tutta, insomma. Ecco, se Lucio riesce a far vedere, sotto ovviamente a valle ci sono delle case, quindi il rischio è questo, che se la frana continua a muoversi, a scendere, sotto c'è il paese, ci sono le case, questo è il pericolo più grande. Se potete vedere le piante sono state sradicate proprio dalla radice, cioè la violenza del vento che le ha praticamente sradicate, alcune addirittura rotte a metà, ma proprio è uno scenario veramente allucinante, signor Bruno. Veramente sì, veramente allucinante, sì. Un disastro veramente no. Tra l'altro ci diceva questa è una frana ma ce n'è un'altra più avanti, la stessa cosa più o meno? Sì, la stessa cosa, ha portato via un tetto lì della casa, ma la stessa cosa insomma, ecco.
Ecco, quindi insomma una situazione che, come capirai, Ferdinando, è ancora qui in emergenza perché, ripeto, domani dovrebbe piovere e quindi la paura adesso è che questa frana continui a scendere. Insomma, qua se potete vedere è pieno fango, poltiglia, c'è di tutto, quindi insomma è un problema. La strada è stata riaperta anche non da molto, guardate qua sul ponte, divelto completamente. Ferdinando, noi da qua ci spostiamo. Siamo alle porte. Siamo alle porte di Agordo, a Ponte Alto, vedete alle mie spalle la parte dell'argine della strada che è crollata là in fondo. Io sono qua con il signor Rosario, voi state ripristinando proprio l'argine? Su incarico del Genio Civile stiamo rifacendo gli argini del cordevole in modo che la frana non ceda di più. Sì. Ecco, il problema poi è che domani e dopodomani invece è prevista pioggia, non è indifferente. Tenteremo di andare avanti il più possibile perché dobbiamo anticipare il brutto tempo. Se il cordevole aumenta ancora può fare danni ulteriori. Ecco, cosa può accadere in questo momento? Qual è il rischio maggiore? Che la strada cada di più, crolli di più. Noi stiamo cercando di fargli il piede e riarginare il torrente in modo che non eroda. Ecco, abbiamo visto passando lungo la strada non solo gli alberi, se Lucio si gira dall'altra parte ci sono, vedete, gli alberi completamente sradicati, è una devastazione completa, non solo l'argine, e lì c'era una cabina, ve lo faremo vedere dopo, una cabina che si è piegata in due dal vento, uno scenario che non si è veramente apocalittico, che non si è mai visto, e la speranza appunto è che si riesca a sistemare questi argini, queste strade prima che arrivi il brutto tempo che è previsto proprio per domani e dopodomani. No? State lavorando? Sì, stiamo aspettando. Allora aspetti che le chiedo. Buongiorno, siamo a Cencenighe qui, giusto? State lavorando oggi? Sì, lavoriamo per mettere a posto un po' i danni. Noi siamo stati fortunati, perché qui a Cencenighe, a parte la paura per l'acqua, il torrente Biois, diciamo danni grossi non ne abbiamo avuti. Qui che cosa è successo? Ma qui niente, un po' in cantina, allagamenti, ma poca roba, poco. Paura perché ritorna? Per il torrente, perché il torrente si è alzato e minacciava di straripare. Per fortuna dopo 2 ore è calato perché cominciava a dare l'acqua in piazza. Per fortuna poi è calato, per cui tanta paura, siamo fuggiti da qua in un rifugio sopra la chiesa. Tutti quanti? Sì, fuori dalla zona qui dove è più a pericolo, diciamo. Quindi vi siete radunati in chiesa lì? Sì, sopra la chiesa, l'asilo vecchio, diciamo. No. Che era il punto più alto? Sì, il punto più sicuro. Ecco, adesso domani purtroppo è previsto di nuova pioggia, c'è preoccupazione? Ma qui da noi non penso, però dove manca la corrente elettrica e l'acqua sono problemi grossi. Grazie. Ci troviamo a Cencenighe, dove ci hanno raccontato i residenti, non ci sono stati tantissimi danni, però tantissima paura, quella sì, però come potete vedere questo container della contadina è pieno, come potete vedere addirittura questo frigorifero, dei gelati, mobili, sedie, insomma ovviamente le case sono state allagate, gli scantinati, e purtroppo moltissime cose sono state buttate via. Siamo ancora a Cencenighe, stiamo andando a sentire dei residenti che stanno lavorando, l'acqua completamente, il fango lo vedete in casa, e stanno continuando a pulire. Signora, buongiorno, siamo in diretta. Vedo che qua, insomma, situazione disastrosa. Sì, posso? Sì. Sì, abbiamo trovato un po' di fango, ma siamo venuti su oggi, quindi non siamo qua residenti, quindi abbiamo visto che le strade erano libere e siamo venuti su a pulire.
Cosa avete trovato? Tutta l'acqua dentro? Fango su tutto il piano terra qua. Tante cose rovinate? No, per il momento mi sembra di no. Buongiorno, vedo che sta lavorando. Sì, ho ripulito il pozzetto i contatori dell'acqua. Disastro hanno fatto qui. Era abbastanza pieno e un po' dentro casa. Non ha fatto granché. Sì, da noi poteva andare peggio, ecco, ma non è stato divertente assolutamente. Grazie. Mi spostavo a Cencenighe in un bar di un amico che mi dava la propria wifi per riuscire a comunicare tramite WhatsApp le notizie che succedevano a Rocca Pietore, perché non passava il messaggio che qua la cosa era importante, insomma. Ecco, Sindaco, lei ci diceva questo è stato l'epicentro. Sì, due parole importanti, epicentro e uragano. Io ho sempre nei giorni scorsi chiamato tromba d'aria questa cosa che ci ha devastato, e invece è un vero e proprio uragano, tipo quelli del Midwest americano, quelli che distruggono tutto. Qua ci è entrato addirittura in valle, creandoci enormi problemi sia al bosco, ma soprattutto facendo scoppiare in un solo momento tutti i torrenti, dal principale che è il Pettorina fino a tutti i piccoli affluenti, anche torrentelli minori, scoppiati tutto in un colpo, che hanno fatto cadere sui villaggi quantitativi impressionanti di materiale che sono ancora ben visibili, anche se sono stati un po' sistemati dagli escavatori in questi giorni. E poi epicentro, la parola epicentro io l'ho conosciuta per altri casi gravi successi nel nostro paese in passato, nei terremoti, ma mi dicono dalla protezione civile che epicentro può essere identificato anche nel nostro caso ed è proprio a Rocca Pietore, cioè l'epicentro di tutto quello che è successo in provincia di Belluno, ho la sfortuna di averlo qua da me. Ecco, Sindaco ci diceva prima, da Sottoguda in su poi è ancora peggio? Noi abbiamo, diciamo qui a Rocca Pietore, uno arriva adesso, abbiamo sistemato molto, non si rende nemmeno conto di cosa è successo. Arrivando a Bosco Verde, dove c'è la sede del soccorso alpino, dal campo di calcio in avanti si va verso il paese di Palue, che è stato duramente colpito, Sottoguda altrettanto duramente colpita, i serai di Sottoguda famosissimi, a Gola, parco naturale, area di interesse assoluto sulle Dolomiti, completamente distrutta, lì ci ha portato via anche tutto l'acquedotto, perciò siamo anche senza acquedotto, senza acqua nelle case, e da Sottoguda in su verso la Malga Ciapela è peggio ancora, e dalla Malga Ciapela su verso il Passo Fedaia è peggio ancora, e lì parliamo delle nostre piste di sci, dei nostri impianti di risalita, quindi del nostro cuore pulsante dell'economia. Questo è il grosso problema che ho io. Non è tanto l'emergenza del momento, perché con tutti i volontari che sono arrivati io credo che la sopporteremo bene nei prossimi giorni. Il problema è ricostruire il mio territorio e ridare quel interesse turistico che faceva sì che tanti venivano appositamente per vedere Sottoguda, uno dei borghi più belli d'Italia, il lago di Alle, che è mezzo del comune di Rocca Pietore, l'area dei serai di Sottoguda, la Marmolada, la funivia più alta delle Dolomiti, il museo più alto d'Europa. Siamo territorio UNESCO, quindi patrimonio mondiale dell'umanità, quindi tantissimi primati che devono tornare a splendere come prima e far tornare il turista. Ecco, prima noi, Sindaco, abbiamo sentito un albergatore e poi vi proporremo ovviamente l'intervista, che era proprio la disperazione, tutto andato distrutto. Molti alberghi, soprattutto a piano terra, sono stati invasi dalla melma, le zone più belle tra l'altro, perché molti avevano le aree wellness, le palestre, le taverne, tutto pieno di melma, tutto chiaramente penso da buttare in molti casi, anche se si pulirà, si cercherà di recuperare il più possibile, ma io penso che molto sia proprio rovinato. Qua sono danni incalcolabili e bisogna riuscire ad avere a questo punto quegli aiuti, ma un aiuto concreto che il governo ci potrebbe dare. Io l'ho anche sottolineato al ministro oggi, Salvini, quando è venuto in visita assieme al presidente Zaia, un blocco dei mutui
sia dei mutui comunali che dei mutui privati, perché se dovessimo perdere la stagione invernale, l'albergatore e il nostro operatore turistico fa fatica a pagare il mutuo che ha in corso. Quindi pensare a queste cose qua per il futuro è la cosa più importante per me adesso. Purtroppo ho vissuto sono tornato indietro di 100 anni, non avere anche a casa mia, non avere la corrente elettrica, non avere l'acqua, non avere il collegamento internet, non avere la telefonia che funziona, vi posso assicurare che è allucinante. È allucinante perché ti trovi indietro appunto di 100 anni ai tempi di mia nonna, quindi abbiamo vissuto un periodo che però posso dire ha espresso anche una positività in tutto questo, che è stata un rinsaldarsi di amicizie e di disponibilità da parte della popolazione volontaria incredibile. Abbiamo, soprattutto i primi 2 giorni, il martedì e il mercoledì, abbiamo dimostrato di saperci unire, di sapere combattere da soli all'interno con i nostri volontari, il soccorso alpino, i vigili del fuoco, l'ambulanza soprattutto, assieme al comune, ma a tanti volontari che si presentavano magari solo col badile in mano per dire dammi qualcosa a fare che ho voglia di lavorare. Questo è tipico della gente di montagna, tipico del bellunese, tipico in generale dei veneti, sapersi rimboccare le maniche e tirarsi su appunto le maniche per lavorare subito, anche se non arriva nessuno da fuori. Poi invece sono arrivati grandissimi aiuti che mi hanno fatto andare in modalità B, la chiamo modalità B, che è la modalità più ottimistica. Adesso devo combattere per il futuro e lo farò con la grinta che di solito so dimostrare. Non dimentico i miei collaboratori, il vice sindaco, l'assessore soprattutto, ma anche i consiglieri comunali che si sono adoperati, il personale del municipio di Rocca, ma ripeto i volontari soprattutto dei 3 gruppi che ho nominato e tutta la gente, perché mi hanno sostenuto da solo non fai niente, quindi se hai un esercito dietro piccolo ma attivo puoi anche combattere le cose più brutte. E io ho vissuto la modalità A, la chiamo, cioè quella della depressione a tratti, quella del non riuscire a dormire la notte, mai chiudere occhio, quelle volte che riuscivo ad addormentarmi, svegliarmi di soprassalto con l'ansia e la paura, ve lo posso garantire, perché senti la responsabilità in quanto sindaco. E io credo che da ieri, da stanotte sono riuscito a dormire e stamattina mi sono detto sono in modalità B, adesso basta avere momenti di calo di grinta e di depressione, adesso sono di nuovo combattivo come tutti mi conoscono quelli che appunto hanno avuto modo di starmi vicino. E oltre alla problematica idrica che stiamo trattando col gestore dell'idrico, il BIM GSP, è riavere la linea, perché stiamo andando a generatori, ma i generatori creano problemi, sono difficilmente gestibili per molti giorni. La telefonia mobile, ieri a un incontro che abbiamo fatto qua a Rocca Pietro con la prefettura e col rappresentante del Consiglio dei Ministri, c'era anche 2 dei 3 operatori che operano qua, quindi Wind e Team, ci hanno informato su cosa stanno facendo sul territorio. Io li vedo attivi, hanno già ripristinato la normale telefonia, in qualche caso mi sembra Wind e forse anche Team è tornata anche la linea 3G, in qualche caso, in qualche zona si prende anche di nuovo il 4G e per noi è già una grande cosa, quindi non posso biasimare nessuno, non posso, devo essere sincero, stiamo lavorando tutti per un obiettivo, perché è successo lunedì sera. Oggi è domenica, ho perso anche il conto di che giorno è, mi sembra domenica, è passata una settimana, in una settimana abbiamo fatto tantissimo, tutti quanti. Domenica, sì, io davvero non sapevo più se era domenica. Vabbè, comunque con un mio messaggio vocale che ho registrato nel bar famoso di Cencenighe, tra l'altro vi invito ad andare a fermarvi perché ha del vino buono, vabbè, detto questo. Il messaggio vocale che ho mandato è stato quello della mia incredulità nel sapere che qui c'era un'emergenza così grande e che non ne parlasse nessuno. Ecco, quello ha raggiunto su Facebook credo 1.350.000 visualizzazioni,
una cosa enorme, ha scatenato i giornali nazionali, Corriere della Sera, Corriere della Sera, La Repubblica, i giornali più importanti, ma anche le TV più importanti. Voi di Antena 3 mi avete già intervistato anche ieri sera, quindi oggi avevo la TG3, è venuto Rai 1, è venuto Canale 5, quindi un grande interesse mediatico su questa cosa, ed era quello di cui io avevo bisogno. Lo faccio da 10 anni e mi sono fatto anche un po' le ossa, ma non credevo di arrivare a una situazione così a fine mandato, quindi mi è successa anche questa. È un'esperienza che ha dei risvolti positivi, indubbiamente. Vedere la mia gente che si è stretta attorno a me è la cosa più importante. Siamo a Sottoguda, una frazione di Rocca Pietore, e guardate qui la strada è strapiena di fango, è un via vai continuo di mezzi, vigili del fuoco, protezione civile che continuano a lavorare ininterrottamente da giorni. E guardate questo ristorante, è tutto fuori, tutto da buttare, guardate qua, un disastro, l'acqua è entrata e ha rovinato completamente tutto. Adesso proviamo ad andare dentro e proviamo a sentire i titolari di questo ristorante. Lucio Sabattini, titolare di questo hotel, un disastro. Veramente un disastro. Quando sono arrivato qua era l'ecatombe praticamente, una situazione da non credere. Se uno non vedeva di persona sicuramente non avrei creduto a quello che stava e che è successo qui nella zona. È stato un vero massacro, a parte il fiume esondato che ha portato il fango quindi nei seminterrati delle case, degli hotel come questo qui eccetera, ma è un'ecatombe, come potete vedere, pietre, sassi, case abbattute, anche qualche casa con sassi e pietre, quindi siamo qui disperati e stiamo cercando di correre ai ripari e correre anche contro il tempo, che adesso è veramente poco per la stagione invernale, sperando che possa esserci questa stagione invernale per noi. Lei prima ci diceva una cosa forte, un disastro, mi viene quasi da suicidarmi, veramente una frase molto forte, più che altro per far capire la disperazione di questo momento. Noi siamo forti, è chiaro che poi quando poi ti toccano personalmente queste cose ti viene anche un attimino di scoraggiamento. Sicuramente abbiamo la forza per continuare e dobbiamo avere la forza per continuare. E niente, andiamo avanti. Questa è l'immagine simbolo di quello che è accaduto. È ancora poco di quello che stiamo cacciando da giù, perché il fango e acqua è arrivata fino a 2 metri, 2 metri e mezzo nei locali seminterrati, quindi giù c'è taverna, zona benessere, altri locali e via dicendo. È tutto sommerso e stiamo cacciando via la roba per poi iniziare a pulire definitivamente. Grazie. Bene, dove stiamo andando qui? Ci stava facendo vedere. Adesso stiamo andando in qualche locale del seminterrato che è comunque sommerso dal fango e come vedete siamo in una situazione così molto ma molto precaria. Vediamo, stiamo scendendo, potete vedere insomma per terra è un lago di fango, Stiamo cercando di portare via il più possibile la roba, ma si vede che è un disastro, anche perché la terra con l'acqua è scesa anche giù, sfondando anche le finestre, le porte. Stiamo cercando almeno di tirare su quello che è possibile tirare su. L'acqua qui praticamente era alta fino alla porta, praticamente, sì. Ci sono ancora dei segni, volendo possiamo vederli, ma si vedono già dalle immagini che è quello che è il disastro che stiamo avendo e che abbiamo subito qua in questi giorni. Qui
stiamo andando verso la taverna. Qui è veramente stata una colata di fango che li ha travolti. Stiamo scendendo le scale, eccoci. Questa è l'altezza dell'acqua qui. Qui dentro addirittura l'altezza dell'acqua ha superato. Vediamo se hanno ripristinato le luci per fortuna. Stiamo Guardate infatti guardate lì il segno. Il segno dell'acqua che ha raggiunto. 2,30 m d'acqua, quindi è uno Qui avete dovuto buttare via tutto. Sì, tutto quello. Qui era il magazzino dove avevamo i vini, dove avevamo insomma tutte le scorte, eccetera. Era pieno, abbiamo dovuto buttare tutto. Qui l'acqua, come vedete, danni. Non saprei neanche dirveli in questo momento, perché tra ascensore, zona benessere e quant'altro non sappiamo adesso, dobbiamo vedere e verificare. Guardate che cosa ha fatto l'acqua. La forza dell'acqua e del fango praticamente ha divelto la porta di ferro che abbiamo qui, antipanico, e l'ha divelta per entrare dentro poi in tutte le varie stanze e nei vari locali che noi abbiamo qui in hotel. Guardate, è proprio, si vede, è pazzesco, è proprio la forza l'ha proprio piegata. Facciamo Siamo nella taverna, vi stiamo facendo vedere proprio tutti i locali, perché veramente è stato distrutto praticamente tutto qua, sommerso tutto dal fango, e vedere una cosa del genere è disarmante. Abbiamo dovuto buttare già tutti i cuscini, perché l'arredamento tipico di queste zone è legno, ma anche cuscini con i vari tessuti del posto, tirolesi, no? E abbiamo dovuto buttare, come vedete qua fuori, tutto il materiale che oramai è inservibile, quindi è da smontare. Adesso stiamo smontando tutte le panche per buttarle, perché oramai anche il pavimento si sta gonfiando. Non ha benessere. Sì. Qua c'è il pavimento che è scoppiato. Guarda che roba. Ah, sì. Fra poco sarebbe dovuta partire la stagione. Io sono molto ottimista. Spero che comunque parti lo stesso, noi siamo fiduciosi, ce la stiamo mettendo tutta per far sì che tutte le nostre strutture, ci stiamo anche dando una mano a vicenda, che le strutture siano operative per riportare qua il turismo. E abbiamo tanto bisogno di turismo qui adesso. Soprattutto ora. Soprattutto ora, ma anche per incoraggiarci, sicuramente è quello che ci porterà ancora più forza a noi. Sì. Buonasera, sono di Antena 3. Buonasera, siete di Caprile? No, io no, sono di Alleghe, Masarè. Bel guaio, eh? Sì, beh, decisamente. Qua non è male. Decisamente è un bel guaio. Comunque verso Sottoguda è anche peggio, molto peggio di qua. Qua Daniel Bosco, qualche tetto, ma niente di... La corrente non esiste più finché non ci sono i gruppi, ma i danni grossi li ha fatti a Sottoguda, Margaciapella, i Serai di Sottoguda. Ma è grande evento, cioè lei era qui lunedì sera? Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Ma è successa una cosa del genere qua? Nel 66 l'acqua aveva fatto più danni, però il vento ne aveva fatti molto meno, ma molto meno. Perché qua a Caprile ad esempio c'erano 3 metri d'acqua in piazza, stavolta invece parlavano di 40 centimetri, non di più. Però il vento, tutti gli alberi, sembrano stuzzicadenti buttati tutti. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 2,20. Lei si è appeso proprio alla ringhiera? Sì. Sono uscito sulla terrazza, c'era tutto che volava e ho sentito
Ha 2 ore di paura, veramente. Ha veramente di paura. Signora, da aver paura. Sì, decisamente. Noi dalle 5 di pomeriggio abbiamo chiuso scurotti vari, quindi si poteva solo immaginare quello che succedeva fuori, perché ovviamente non ci si azzardava ad aprire né finestre. Cosa sentivate dentro? I botti di quello che arrivava sulla casa, ovviamente, no? Quindi alle 4 di mattina, della mattina dopo, della mattina seguente, perché naturalmente dalle nostre zone penso che ben pochi abbiano fatto notte più o meno in bianco, l'abbiamo fatta tutti alle 4, eravamo in piedi per andare a vedere i danni effettivamente causati. Strutturalmente la casa ha retto bene, ci sono arrivati pezzi del tetto della casa di fianco, e delle tegole, roba così, ma insomma siamo fortunati sotto un certo punto di vista, perché quelli che abitano vicino ovviamente al lago, comunque vicino a corsi d'acqua, sono stati molto molto più sfortunati di noi. Grazie. Niente. Per riuscire a far volare sassi così vuol dire che soffiava, ma soffiava, Soffiava, sì. ma veramente. Grazie. Prego. Qui vediamo persone dell'Enel, guardate qui sopra cosa c'è. E questo è Caprile. Noi tenteremo Rocca Pietre. Prima però vi devo far vedere questa cosa. Questo è tutto lo spettacolo, se spettacolo si può dire. Eccoci, siamo nell'area dell'aeroporto di Belluno, nella zona di atterraggio. Noi tra pochissimo saliremo sull'elicottero che c'è alle mie spalle, l'elicottero dell'Elifriula delle Regione del Veneto, e sorvoleremo assieme all'assessore Bottacin le zone disastrate del Lagordino. Ecco, ci stiamo lasciando in questo momento la base dell'elicottero, la base dell'aeroporto di Belluno, per dirigerci nelle zone più disastrate della nostra provincia. Con noi il pilota, il tecnico del soccorso, assieme a noi viaggia l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, e vi raccontiamo da questo momento in poi il disastro che vedremo dall'alto. In provincia di Belluno ci stiamo dirigendo verso le zone del Lagordino. Stiamo dove sono le pendici, Francesco vi sta facendo vedere le pendici del Monte Serra, che cavalliamo per dirigerci nella vallata fino a Ponte Mas. Verso la vallata del Cordevole. Assessore Bottacin, ci stiamo dirigendo verso la vallata del Cordevole, che cosa vedremo adesso? Adesso facciamo un soprvolo sopra Ponte Mas, dove è crollato un edificio che è finito dentro nel Cordevole e aveva occluso anche parzialmente il corso d'acqua lunedì sera. Il crollo totale sia dell'edificio sia anche delle opere di rigenerazione e di rilargine sinistro del Cordevole.
questo tratto il cordevole si è gonfiato al punto di arrivare a lambire, a superare il ponte. Ha superato il ponte, infatti adesso non si vede, è stato riaperto, ma c'erano dei tronchi sopra il ponte quella sera, si vedono ancora subito dopo il ponte in sinistra, si vedono degli alberi ancora che sono usciti dall'albero del corso d'acqua e si iniziano a vedere le macerie dell'edificio che è crollato e collassato nel corso d'acqua. Si vede subito dopo il ponte a sinistra, si vede che l'argine inizia dopo un po', ecco, il primo tratto di argine è stato divelto ed è crollato l'edificio, adesso si vede bene. Martedì non eravamo riusciti a raggiungere questa parte del cordevole per mostrarvi il disastro, per mostrarvi l'edificio crollato, ma eravamo arrivati fino su al limitare del ponte dove avevamo parlato, se ricorderete, con un ragazzo che abita nell'abitazione che è proprio dirimpettaia al ponte, che ha assistito alla tragedia in tempo reale, ha visto crollare, sbriciolarsi come un castello di carte l'edificio. Era franata, è già stata ripristinata, qui sotto, esattamente qui sotto, a destra. A destra, leggermente a destra, davanti a noi c'è località La Muda, vedete che è scesa una colata detritica, è stata la primissima interruzione lunedì sera della strada regionale 203 La Guardina, che è stata ripristinata, poi è stata riaperta e poi dopo si è interrotta di nuovo. Sotto dove vedete le case, tra le case vedete che è sceso del materiale e ha investito la sede stradale. Sono state le prime abitazioni che sono state evacuate nella primissima ora dell'emergenza. Sono parecchi alberi, sembrano interventi abbattuti. Ecco, adesso possiamo anche andare. Prima vedete una collinetta e si vedono gli alberi assolutamente devastati. Questa collinetta si chiama Col di Foglia. A sinistra c'è l'insediamento di Agordo di Luxottica, ovviamente senza energia elettrica per blocco della produzione, proprio quello che è passato. Alla nostra sinistra la strada sale per Voltato, Cosalto e Rivamonte, che sono delle località della Gordino pesantemente danneggiate dalla furia del maltempo. Stiamo sorvolando il comune di Agordo, seguendo sempre l'asta del torrente Cordevole. E
tra poco, Assessore, raggiungiamo anche la zona devastata dall'incendio una decina di giorni fa. Sì, ecco, ci stiamo, il versante che abbiamo di fronte leggermente a sinistra è quello che è stato interessato dall'incendio della settimana scorsa, e a sinistra c'è la valle di San Lucano e fino in fondo è stato devastato da questo incendio. Subito sotto c'è l'abitato di Taibò, in fondo c'è una frazione che si vede che è ancora evacuata da quando c'è stato l'incendio. Non solo in Valle di San Lucano, ma è andato si è spinto verso nord, verso la provincia di Sevilla. Sotto di noi c'è ancora il Bordevole, c'è la galleria di Listolade che conduce a Cencemiglia a Gordino. Ieri eravamo arrivati a Cencemicciata della 203 a Gordina, ci aveva impedito di proseguire il cammino verso l'Alta Gordino. Eccoci qui. Eccoci. No, si avvicini. Non muovete lì. Eccoci qua. Non muovete lì. Ci siamo. Ci stiamo tutti. Allora, possiamo fare una domanda sul governo adesso? No, aspetta un attimo. Prima del governo parliamo ancora della provincia di Belluno, siamo in diretta. Sì, Ministro Salvini, siamo in diretta. Volevamo sapere, lei ci ripeta pure quello che ha detto poco fa, cioè che bisogna stare vicino alla provincia di Belluno, a questo territorio, anche economicamente soprattutto. Sì, sicuramente sono ben contento di aver cambiato il mio programma, di aver evitato qualche celebrazione, perché è la realtà quella che un ministro ha il dovere di seguire. Siamo stati nelle valli, siamo stati a Rocca di Pietro, siamo stati a San Stefano di Cadore, abbiamo sorvolato, abbiamo ascoltato sindaci, quindi al di là della vicinanza e del ringraziamento per Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Esercito, volontari da tutta Italia, è mio dovere portare a nome del governo anche in dote dei soldi, perché i sindaci mi dicono che la montagna non si può e non si deve svuotare, quindi per il momento posso dire che almeno 200-250 milioni di euro nell'immediato per tutte le zone colpite in questi giorni da calamità, e quindi dal Veneto alla Sicilia, dal Lazio alla Liguria, sono già stati trovati. Poi ovviamente faremo un Consiglio dei Ministri già questa settimana per ulteriori interventi, però devo dire che c'è gente che non sta aspettando niente nessuno, sta scavando, sta sistemando, sta ripulendo da 3 o 4 giorni, e quindi sono contento che col Presidente del Consiglio ci siamo divisi, ahimè, i compiti cambiando le domeniche, quindi io sono qua a Belluno, lui in questo momento è a Palermo, io nel pomeriggio sarò vicino a Latina, e quindi cerchiamo di unire il Paese, però di portare anche risultati concreti, aiuti concreti al di là della solidarietà umana, però uno della solidarietà umana ovviamente non è che si faccia molto. Grazie. Scusi, non trova che ci sia una contraddizione tra la vostra volontà di chiedere fondi europei e la vostra volontà di non rispettare i vincoli europei? No, noi all'Europa come Italia diamo almeno 5 miliardi in più rispetto a quello che ci torna indietro tutti gli anni, quindi se in caso di calamità chiediamo quello che è diritto chiedere mi sembra il minimo. Che poi non si stia rispettando qualche vincolo europeo è tutto da dimostrare, perché la stessa Unione Europea, la stessa Commissione Europea che ha applaudito tutte le ultime manovre degli ultimi anni, cioè Bruxelles era felice delle manovre di Monti, Letta, Renzi e Gentiloni,
che hanno portato indietro l'Italia hanno aumentato il debito pubblico di 300 miliardi di euro. Quindi non capisco come uno applaudisse delle manovre che hanno fatto male all'Italia e all'unica manovra di un governo nuovo che vuole fare il contrario mandino letterine, letterone e letteracce. Però forse non era il caso di mettere più soldi su questo problema, la ricostruzione, l'Italia che crolla. Ci sono 15 miliardi di euro sugli investimenti. Ci sono 15... Chi ha letto la manovra? Perché molti di quelli che contestano la manovra sono convinto che la manovra non l'abbiano neanche letta a Bruxelles. Ci sono 15 miliardi di euro di investimenti. Si può fare di più? Sicuramente. Però diciamo che fra legge Fornero, reddito al lavoro, taglio delle tasse alle partite IVA, investimenti, è una manovra che non si vedeva negli ultimi anni. Io nel mio piccolo da Ministro dell'Interno 10.000 assunzioni straordinarie per le forze dell'ordine l'anno prossimo, sono orgoglioso di portarle in dote agli italiani. L'anno prossimo faremo ancora di più, per carità di Dio. Ministro Fabianiello, non è la manovra, non abbiamo visto però il taglio delle accise. Certo. Perché? E non l'ha visto perché non c'è. Ma lei aveva fatto Ci una siamo promessa limitati, sensazionalista. sì, ci siamo limitati purtroppo per il momento a bloccare gli aumenti già previsti da chi c'era prima. Ma lei ha detto al primo Consiglio dei Ministri eliminiamo le accise. Perfetto, con un governo che ce l'aveva nel programma di centrodestra. Non c'è un governo Quindi è la di colpa è centrodestra. degli altri. No, mi prendo io le responsabilità Quando di ne parliamo mantenere nell'arco dei 5 anni quello promesso. Lei si immagini, mi scusi, mi scusi, se lei fa una domanda, la mia mamma mi ha insegnato, prego. la mia mamma mi ha insegnato, se fai una domanda poi accetti la risposta, ok, perfetto. Io volevo fare la controdomanda. E se vuoi fare solo domande, allora io sorrido e ti sto dicendo che mi ricordo benissimo di aver promesso che con un governo di centrodestra quello sarebbe stata realtà subito. C'è un governo di cui vado orgoglioso, perché in 5 mesi penso che abbiamo fatto tante cose che altri non hanno fatto in 5 anni. Ma non ha rispettato la promessa, però. Lei aveva detto al primo Consiglio dei Ministri, Facciamo poi ha rinviato in estate, poi ha rinviato la manovra di bilancio. Ora quando Allora, se vuoi aver ragione, mi fai parlare, allora, visto che vuoi aver ragione, a prescindere, ti rispondo. Rispettiamo questa Va bene, promessa. facciamo... Buona per fede, rispetto buongiorno. della gente che sta soffrendo qua e dei tuoi colleghi, se fai una domanda e accetti la risposta mi va bene. Se vuoi fare il teatrino, fai il teatrino. Buona fede, buongiorno, continuano a dibattere sulla prescrizione, si arriverà a un punto comune. La riforma della giustizia c'è nel programma del governo, non si fa a colpi di emendamento in commissione. Dunque, lei è d'accordo con la Buongiorno che dice che una bomba? Io sono d'accordo che la giustizia vada riformata, non vorrei dei processi che non finiscono mai. Io con corrotti e corruttori andrei giù col martello pneumatico e nella lotta antimafia questo abbiamo già cominciato a fare. Valutiamo bene il fatto che i processi non vadano avanti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni perché processi troppo lunghi sono indegni di un paese civile. Quello che c'è nel contratto di governo faremo, nel contratto di governo si fa la riforma della giustizia, la riforma della prescrizione lo faremo. ha parlato di lotta alla mafia, Gratteri però ha detto che nei suoi discorsi lei non parla mai di lotta alle mafie. Io faccio, se volete ne parlo, io preferisco fare. Sarò a Palermo fra pochi giorni a riconsegnare 3 ville confiscate alla mafia, una di queste ville diventerà un centro per bambini autistici, ho visitato un'azienda agricola sterminata nel Senese che è stata restituita alla collettività, stiamo per radere al suolo una villa confiscata ai Casamonica in una periferia romana, quindi poi, se volete ne parlo tutti i giorni, io preferisco fare. Una parola per la carne, Ministro, la carne avvicina al disastro, la cosa che le ha fatto più impressione qual è stata? Ma le posso dire di aver parlato con donne e uomini che avevano perso tanto se non tutto, che sorridevano, mi stringevano la mano, non mi chiedevano niente, mi dicevano però non dimenticatevi. Quindi ho visto un'estrema dignità, maniche sollevate, volontari da Campobasso a Lucca a Milano e quindi nel dramma, perché se lo sarebbero e me lo sarei risparmiato, però è il bello dell'Italia. Quindi nessuno che aspetta niente, ovviamente come governo non è che se non mi chiedono niente non faccio niente, so benissimo che servono soldi perché ci sono intere zone di montagna che senza un'economia rischiano di svuotarsi, quindi torneremo con fatti concreti. Arriverà lo stato di emergenza. Mi sembra evidente qua e non solo qua, purtroppo. Per la carne, Ministro, una parola che no, parole sì, parole però ci sono anche per Trento, per Bolzano, vediamo di tirare fuori i soldi al di là delle parole. Grazie. Grazie a voi. Grazie.
Un attimo. Facciamo ora una battuta con Dani, il governatore Zaia. A parte che ci sono... Aspetti un momento di qua. Adesso parla stop. Aspetta, parli così. Chi sta Governatore. Allora, governatore, c'è una stima più precisa dei danni oggi? Guardi, io le posso dire spannometricamente oggi siamo dell'idea che 1 miliardo di euro ci sia tutto. Stiamo parlando di 100.000 ettari di bosco rasi al suolo, stiamo parlando di 160.000 famiglie che hanno perso la fornitura di energia elettrica, acquedotti che non ci sono più, e frane tantissime, 100 km di strade provinciali, comunali e regionali scomparsi e molto altro ancora, quindi i danni ce ne sono molti. Un piano per la montagna. Un piano Marshall per la montagna, iniziamo a ricostruire dalle ceneri, come dicevano gli antichi romani, facciamo un bel progetto, è un progetto che ci permette anche di rilanciarla questa montagna, sarà un rinascimento per la nostra montagna e le cose non accadono a caso, avremo i mondiali di sci del 2021, ci batteremo ancora di più per avere le Olimpiadi del 2026 perché saranno anche loro l'ulteriore volano per farla rilanciare questa montagna. Rilanciamo anche le linee elettriche, Presidente? Interveniamo con l'Enel. Noi ci siamo, abbiamo un buon rapporto con Enel Eterna, stiamo parlando di interramenti ove è possibile, perché giustamente i tecnici ci dicono guardate che non si può intervenire o peggio ancora interrare dove comunque è zona di frana, sapendo che inevitabilmente poi la condotta se ne va via. Ora la scusa degli alberi però attorno alle linee non c'è più, quindi bisogna intervenire in una maniera più decisa. Ma sì, soprattutto guardate, assieme al Ministro Salvini abbiamo visto i tralicci piegati e accartocciati come fossero di carta, quindi la forza del vento è stata estrema. Oggi dobbiamo pensare che dobbiamo rifare l'immagine di tutta questa montagna veneta. Cambio di piano per quanto riguarda i fondi di confine, accadrà qualche cosa? Per esempio nell'Agordino c'era una ciclabile ma non esiste più. Ma guardi, in generale dico che i fondi di confine verranno dedicati, a mio avviso, ancora di più a chi ha avuto grane, a chi ha avuto vittima di questa catastrofe, poi il resto se ne parlerà. Stagione sciistica? La stagione sciistica, ragazzi, siamo aperti, non voglio vedere in giro che qualcuno dica che non siamo aperti. Pronti? Noi siamo pronti, l'8 dicembre facciamo la prima sciata col Ministro. Io sono scarso ma vengo lo stesso. Siamo in due. No, ecco, un appello che faccio ai cittadini. Spero che passi per Scusate, un appello che faccio ai cittadini di programmare assolutamente le giornate sulle piste da sci perché le piste ci sono. Stiamo parlando della Marmolada, stiamo parlando di Margalciapella, del comprensorio del Civetta, di tutti i comprensori e il Comelico con Padula e le altre località. Grazie. Buon lavoro. Da qui in poi il paesaggio è tutto così. Guardate i sassi come sono volati sulla strada. Guardate cosa c'è qui. Noi proseguiamo a piedi perché stanno ancora lavorando con lo scavatore. Adesso cerchiamo di avvicinarci al cantiere. È impressionante la quantità di fango che è precipitata sulla strada, guardate qui, mentre in fondo i mezzi stanno ancora lavorando per liberare, guardate qua, la quantità di detriti che erano sulla strada e che adesso con le pale meccaniche stanno portando via. Questo secondo me è l'immagine simbolo di quello che è accaduto. Questo era il giardino della casa, guardate l'entrata, guardate che cosa è successo. Con immagini come questa si capisca perfettamente che cosa è successo qua veramente in pochissimo tempo. Volontari al lavoro, mentre noi cerchiamo di proseguire. Guardate dove è finita la macchina. Guardate dove è finita la macchina. Spinta. Mia figlia era qui su ed è stata recuperata alle 7 del mattino dai vigili del fuoco. Devo solo ringraziare questa macchina operativa, anche se i danni sono tantissimi e spero che non ci abbandonino. Qui vediamo una valanga di fango. Ah, guardi, non so, è
È già un miracolo che non si sia fatto male a nessuno. Esatto, è un miracolo che stiamo tutti bene, che non è successo niente e non pensavo di fare il ponte del 4 novembre, di farlo in questo modo. Che devo dire? Da buoni veneti ci si rimbocca le maniche e si fa. C'è stato un silenzio rumoroso, un silenzio che ha fatto rumore questi giorni perché Sottoguda è stata dimenticata. Comunque queste persone ci riconciliano col genere umano. È vero. È stato veramente terribile saper di non poter venire, poter vedere com'era la situazione. Qui ci sono tutti i nostri sogni e i nostri sacrifici e quindi... Voi però non mollate? No, assolutamente, è solo una prova. Ci sono stati fienili scoperchiati, case in comune totale saranno una 60ina di tetti scoperchiati, siamo ancora senza acqua, l'elettricità elettrica ci è arrivata ieri da lunedì che ci è venuta a mancare, acqua potabile non abbiamo tutta i 5 chilometri. Serai di Sottoguda, che molti probabilmente lo conoscono per impianti sciistici della Marmolada, non esistono più perché è venuta giù, ha portato via strada tutto quanto, sicché noi viviamo sul turismo e la vediamo dura. Siamo rimasti tagliati fuori perché probabilmente tutto tace, vuol dire che lì non è successo niente, ma non avevamo modo di comunicare. Il primo posto era a 10 km quando hanno ripristinato le strade, per poter il sindaco comunicare tramite i media su un posto che c'era il wifi che prendeva. No, qui per fortuna, l'unica fortuna, qui nella Val Pettorina, Marmolada, Marga Ciapella, non ci sono stati morti, non ci sono stati feriti. Per fortuna sono arrivati i rinforzi che pian pianino. Una cosa devo dire e ripeto, abbiamo l'acqua potabile dalle autobotti, non abbiamo contenitori per portarle a quelli che sono a casa. Quindi di che cosa avete bisogno qui dalla pianura? Contenitori, 20 litri, le taniche. Servono alimentari insomma, che serve alimentari però qualcosa è stato sempre recuperato questi giorni dagli alberghi, che c'era roba nelle celle, frigoriferi. Da fuori adesso io non posso dire cosa serve di preciso. Ad esempio come carne, abbiamo poco niente. Ho capito. Carne, pasta, i generi di prima necessità. Strada 203 che ieri notte è stata interrotta da un cedimento e poi è stata ripristinata da Veneto Strade. Ovviamente siamo sempre in una situazione di precarietà perché ci sono sistemazioni che vengono fatte continuamente, però ci sono cedimenti localizzati un po' dappertutto. Era bloccata sotto, si passava solo per la strada quella che si vede a sinistra in quota, ma ovviamente i mezzi pesanti non riuscivano a passare, quindi c'era il problema dei soccorritori che erano da sul posto, che erano isolati insieme agli abitanti, ma è stata ripristinata già subito nelle prime ore ieri mattina. Adesso magari ci avviciniamo al campeggio di Masarè, ci passiamo un attimo qui. Dal campeggio di Masarè la zona è quella di Alleghe.
martedì sera io sono arrivato fin qua, ma la strada era totalmente invasa da detriti, materiale che era sceso dalla montagna. L'acqua è arrivata a lambire, entrare proprio anche all'interno della struttura del palazzo del ghiaccio e a lambire tutte le aree limitrofe, il parcheggio, quello che normalmente utilizzano gli sciatori prima di prendere gli impianti per andare a sciare su Civetta. Sotto di noi ancora devastazione di alberi, si percepisce sotto di noi ancora devastazione di alberi. Ora ci dirigiamo verso Roccapietre. Modo di dire, Assessore, lei ha avuto modo di dire spazzolate, le montagne spazzolate. Sembrano proprio spazzolate, qua è scomparso proprio il bosco, le centraline di ARPA hanno rilevato 180 km orari come velocità del vento, vediamo anche entrando nella vallata che porta verso il Serai di Sottoguda. È stato fortissimo, perché gli alberi alla fine finiscono sulle strade, finiscono sui corsi d'acqua e rischiano di creare creeranno sicuramente ulteriori problemi. Ecco perché ci stiamo attivando anche su questo fronte, quello dell'evitare che possano esserci ulteriori problemi in futuro. Esatto. Sotto di noi Roccapietre, ci dirigiamo a Sottoguda. No, puoi andare magari, sì, ecco, dietro, torniamo indietro, quindi si vede dall'altra lato. E adesso lo stesso un altro smontamento, una colata che ha invaso la sede stradale. Vi faccio vedere con Francesco Cerone, vi sto facendo vedere il bosco è completamente scomparso, totalmente raso al suolo, non c'è un albero in piedi. È allucinante e terrificante, un'immagine terrificante. Non esiste più. Adesso Serai di Sottoguda, sì. Ripetiamo dai Serai. Stiamo qui sul ponte e il canyon dei Serai di Sottoguda, Assessore. Sì, questi sono i Serai di Sottoguda, la strada è stata travolta, distrutta, non esiste più. Lì passava l'acquedotto fra l'altro, quindi adesso si sta intervenendo con un acquedotto fatto in tempo rapidissimo. C'è il problema del gelo, perché qui i serrai sono famosi per andare molti gradi sotto zero e quindi ormai siamo a novembre e qui c'è quel problema là, dovrà essere ricavato. Insomma, stiamo mettendo in campo una gestione emergenziale particolarmente complicata, ma ragionevolmente siamo fiduciosi di ripristinare in tempi molto brevi. Bisognerà capire, Assessore, anche quale tipo di materiale dovrà essere utilizzato per
Sì, la vediamo adesso, tra poco ci passiamo ed è sotto di noi, la strada non c'è più, si vede, ci sono colate di fango e di detriti ovunque. Che non c'è più. Stiamo cercando un luogo, il pilota sta cercando un luogo dove poter atterrare in sicurezza. Siamo fra Silva di Cadore e Colle Santa Lucia. Qui adesso andremo a sentire le voci della gente, le voci della disperazione, comuni che sono stati isolati completamente isolati fino a ieri.
siamo atterrati in questo momento nella zona dell'Alto Agordino, Selva di Cadore, Livinallongo, Colle di Santa Lucia. Con l'assessore regionale Bottacin abbiamo sorvolato le zone colpite dal disastro in maniera incredibile, impressionante dall'alto vedere la devastazione. Ci sono smottamenti e frane che abbiamo visto ovunque, case sommerse dal fango e adesso andiamo a sentire le voci della popolazione che è rimasta isolata fino a poche ore fa. Io ho un po' di stalla qua e però un altro lavoro degli impianti a fune nel Passo Giao. Purtroppo la stagione sarà compromessa per via delle linee elettriche, insomma. Io credo che sia difficile ripristinare prima della stagione. Manca un mese alla stagione invernale, quindi sarà difficile avere l'energia elettrica perché per i fabbricati così c'è i gruppi elettrogeni, però per potenze più grosse ci vuole la corrente delle linee, insomma. C'è la possibilità secondo lei di ripristinare in tempo utile? Secondo me in un mese più di tanto non si fa perché manca proprio da qua fino qua in paese e poi dal paese arrivare a Giao. Voi adesso avete la corrente o non avete più niente? In questo momento con i gruppi elettrogeni però. Con i gruppi elettrogeni? Sì. Acqua potabile? Acqua potabile c'è, è sempre stata a casa mia, sì sì. Il problema è della corrente. Il problema è della corrente, sì. Qualche frazione fuori, con qualche frana si è interrotta perché è venuta giù la frana, ha rotto la tubazione, però mi sa che hanno già ripristinato un po', insomma. Nel 29, quando è venuto giù il disastro, acqua, vento, voi riuscivate a mettervi in contatto con qualcuno o siete stati immediatamente isolati? Da quando è mancata l'energia elettrica siamo rimasti isolati perché i ripetitori, sia il telefonino e le linee telefoniche, quelle fisse, neanche non funzionavano, niente. Purtroppo così. Una tragedia del genere lei l'aveva mai vista? No, io del 66, sono del 63, non ero ancora vivo, però dicono che questa è stata peggio, perché il 66 ha fatto danni l'acqua, ma non c'è stato il vento, insomma. Quindi il vento ha fatto peggio, che il bosco e fabbricati ha rovinato di più. Quando abbiamo visto che il bosco è praticamente raso al suolo? Sì, è proprio azzarato. Ho visto la zona del Belvedere e la zona bassa. Qua ci sono 3 regole, diciamo, il patrimonio della regola grande è praticamente distrutto. Senta, siamo qui ed è una latteria sociale questa? Questa è una latteria cooperativa. Sì, sì. Quindi qui portate il latte, ci sono problemi con... No, qua ci siamo arrangiati con dei gruppi elettronici, come vede l'abbiamo lì, che il casaro lo trasportava da qua alla sua azienda, allora prima mungeva e poi veniva qua a fare il formaggio, insomma. E io a casa mia anche mi sono arrangiato con un piccolo gruppo che ho là da 30 anni in emergenza, perché capita ogni tanto d'inverno che si rimane senza... Che appello fa al governo, alle forze politiche? Cosa c'è? Darci una mano per sistemare un po' le questioni, che c'è tanto da fare, specialmente per le linee elettriche, perché senza corrente è compromessa la stagione invernale. Sulla zona del Passo Giao qui abbiamo 3 seggiovie sul comprensorio Cinquettori Fazzarego ferme perché la corrente la prendiamo da questa vallata e quindi c'è bisogno di ripristinare la corrente prima cosa e poi tutto il resto viene da sé. Luca Salti è stato geologo della provincia di Belluno, ora ha altro incarico, è stato anche assessore in comune a Belluno. Lei conosce centimetro quadrato per centimetro quadrato tutto il territorio della provincia di Belluno. Che cosa ha visto in queste ore e se lo aspettava soprattutto che la furia del maltempo piegasse così il nostro territorio? Sì, ho vissuto già 20 anni fa quasi l'alluvione del 6-7 novembre del 2000, che tutti ricorderanno molto intensa e molto pesante per il nostro territorio. Lì c'erano state piogge molto più diffuse nell'arco di più giorni, qui molto intense in poco tempo e i problemi sono stati molteplici dal punto di vista idraulico e sicuramente anche di tutte le frane che potete vedere nel contorno. Si è aggiunto quell'effetto vento che ha provocato quelle cadute di migliaia di alberi e di danni a tetti, coperture eccetera, nonché concentrazioni di acqua chiaramente in vari punti. E la situazione è del campo di guerra a tutti gli effetti, quindi di fatto siamo veramente stravolti in tutti i sensi. Il fatto che adesso gli alberi non ci siano proprio più, questo rende ancora più fragile i versanti della montagna?
Allora, questo chiaramente adesso è un evento estremo, catastrofico, gli alberi non ci sono più e il territorio ne risentirà sicuramente. Una cosa importante che io ritengo nella mia esperienza di questi 20 anni di più di difesa del suolo a tutti gli effetti è il discorso della manutenzione del territorio. È una cosa che fisicamente non deve essere assolutamente trascurata, deve essere la priorità numero uno, quindi la gestione di tutte quelle che sono le aree boscate, di torrenti, ruscelli, una gestione capillare. E una cosa che ho notato in questi giorni di rilievo sotto la pioggia, sotto il vento, eccetera, è che tutti quegli interventi fatti proprio di carattere capillare dai vari enti, tra cui i servizi forestali, il genio civile, la difesa del suolo, provincia, eccetera, hanno avuto un effetto benefico. Se non c'erano sarebbe stato molto più critica, quindi questa è una scelta di gestione che va fatta, va condivisa su tutto il territorio e va mantenuta nel tempo, quindi assolutamente prevenzione e manutenzione. Eccoci, allora, sì Ferdinando, abbiamo il sottosegretario all'ambiente Vania Gava che è arrivata questa mattina, deve recarsi nelle zone maggiormente colpite nella nostra provincia. Sottosegretario Gava, intanto so che lei ha una buona notizia per il territorio bellunese, perché parliamo subito di fondi immediatamente disponibili. Sì, sono venuta qua proprio con una notizia, ho aspettato qualche giorno per poter reperire tutti i fondi della Direzione Suolo, Tutela e Acque, e quindi ho comunicato all'assessore Bottacin una cifra di 159 milioni di euro per il Veneto, per tutti gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, opere di prevenzione e circa 10 milioni anche di infrastrutture stradali. Soprattutto mi vengono in mente quelle piccole strade che portano in montagna, che lasciano i paesi isolati. Noi vogliamo andare esattamente nella direzione opposta, ovvero di non isolare i paesi, ma di rendere viva la montagna e quindi che possa accedere anche ai servizi. Sottosegretario, lei è friulana. E questa devastazione ha colpito anche la sua regione. Che immagine, che sentimento si prova? Allora, è un colpo al cuore perché sono tutti luoghi incantati, è una parte di un patrimonio culturale, artistico, ambientale, boschivo che sono andati persi e che purtroppo ci vorranno anni prima di rivedere le nostre montagne così. Fortunatamente questa parte di paese ha reagito come solo questa parte di paese sa fare, tirandosi sulle maniche e tornando quasi subito alla normalità per quanto possibile. È ovvio che almeno questa volta il governo deve essere vicino a questa gente, vicino per garantire le opere che possono partire subito. Infatti questi fondi siamo pronti per trasferirli, basta firmare l'accordo con la Regione per poterli utilizzare. Ecco, poi l'iter sarà breve, sarà rapido, sottosegretario? Beh, sicuramente ci sarà il commissario e quindi l'iter sarà ancora più rapido. È chiaro che dobbiamo partire da progetti seri che noi finanzieremo e monitoreremo come verranno utilizzati. Ecco, chi deve fare questi progetti? Avete già ben in mente, ben chiara quale sarà l'iter procedurale della progettazione di qui in avanti? Beh, sicuramente questa è una parte che è della Regione, quindi la Regione Veneto dovrà presentarci dei progetti che noi abbiamo finanziato perché i soldi ce li abbiamo sul piano triennale e quindi possono essere utilizzati, però ecco, devono essere utilizzati proprio per la prevenzione. Abbiamo visto in questo caso che sia le allerte che hanno funzionato benissimo, sia qualche opera di prevenzione ha funzionato per evitare danni ben peggiori. Purtroppo ci dobbiamo abituare a questo tipo di clima che è diventato un clima pressoché tropicale e quindi noi dobbiamo farci trovare pronti con opere di prevenzione, quindi la rimozione di tutti i letti, di tutti gli alberi o arbusti dai letti dei fiumi, gli sghiaiamenti dei fiumi, sono opere necessarie e che non si possono bloccare, ma anche in fase di, per quanto riguarda appunto tutte le documentazioni, noi dobbiamo semplificare e sburocratizzare.
Grazie sottosegretario, lo lasciamo grazie anche all'assessore Bottacina che avremo modo di sentire anche nelle prossime ore. Ora c'è un viaggio da fare sulla provincia di Belluno, l'assessore Bottacin indicherà quali sono le località maggiormente colpite in questa provincia. Su tutte abbiamo detto l'Agordino, ma c'è il Comelico, c'è la Valle di Zoldo, insomma è un territorio martoriato, ci sarà grande da fare. Sì, sicuramente c'è stato tanto da fare e io devo ringraziare soprattutto la Regione Veneto, Vigili del Fuoco, volontari, Protezione Civile, tutte le persone che hanno operato e hanno operato in modo straordinario. L'assessore Bottacin, io sono sempre rimasta in contatto, so che è stato sul pezzo ogni minuto, era sempre presente e quindi ringrazio davvero perché hanno messo in piedi questa Regione una task force operativa che è stata veramente brillante, quindi questo è un risultato veramente molto molto bello. Grazie sottosegretario, grazie assessore Bottacin, ci vediamo prossimamente. Io vi restituisco la linea se non avete domande da studio. Tra pochissimo vi trasmetteremo anche un'intervista che abbiamo realizzato poco fa con il dirigente dell'unità forestale regionale, dell'Est, Gianmaria Sommavilla, che ci racconterà qual è la situazione del patrimonio boschivo della provincia di Belluno. A voi. Ricominciamo da queste immagini il nostro racconto, ovvero le immagini della devastazione ad Alleghe. Guardate ancora la strada, però la strada è stata riaperta. Qui è pieno di alberi che erano caduti, sono stati spostati. Guardate qui ad esempio, ecco. Questo è uno dei tanti esempi degli alberi che sono finiti lungo la strada e con la relativa linea telefonica e linea elettrica completamente buttata a terra. Stiamo entrando nell'abitato di Alleghe, un abitato normalmente non avrebbe sempre del turismo, invece qui la situazione è abbastanza spettrale. Continuiamo a vedere alberi abbattuti. Ecco che stiamo entrando, stiamo passando sopra il cordevole e cominciamo a vedere le persone che puliscono, cominciamo a vedere la vera devastazione che avvolge tutto questo paese. Adesso noi stiamo entrando tra le abitazioni, come vedete tutto chiuso. Guardate quest'albero, guardate quest'albero. Questo dimostra da solo che cosa è successo qui. Noi stiamo cercando di andare avanti, questo è il lungolago. Guardate là, guardate cosa c'è lì. Questo è il lago di Alleghe. Sopra i pini. Guardate qua. Guardate che devastazione. Qui hanno provveduto a spostarli, come si vede, il terreno. Ci sono ancora le macchine operatrici vicino, ecco. Invece qui non si parla più di pini, ma si parla di fango e detriti. Fango e detriti. Fango e detriti. Credo che queste siano nate di quelle immagini simbolo di che cosa è accaduto qui in poche ore. Andiamo avanti perché in questo reportage vale la pena vedere le immagini per capire. Questi sono i pini appena proprio vicino al palazzetto di Alleghe. Qui c'è una linea telefonica che è stata ripristinata da poco, è difficilissimo prendere la linea, per questo noi stiamo facendo un reportage in registrato. Qui siamo, vedete la chiesa di Alleghe, e qui continuiamo a vedere che cosa è successo. Guardate la linea telefonica, la linea elettrica, tutto ancora per terra, ancora alberi abbattuti. Qui è venuto veramente, è passato in cataclisma. E qui, guardate qui, il cumulo di detriti del cordevole. Qui vedete generatori pronti per essere utilizzati. Questa è la zona che porta al lago. Come vedete quanto detrito è sceso
in poche ore. Adesso noi cerchiamo di andare ancora avanti, cercando di capire che cosa sta succedendo più avanti. Questo è il cuore, qui siamo davanti al municipio sostanzialmente del comune di Allega, come vedete la protezione civile, continuano a caricare gasolio per i generatori, altre macchine della protezione civile, qui, ecco qua, e qui invece siamo lungo lago. Adesso scendiamo lungo il lago dove la gente è stata completamente invasa dall'acqua e dal fango. Permesso, buongiorno, devastazione oggi, devastazione. Disastro. Senta, Un disastro. lei era qui lunedì sera, cosa è successo? È successo che tanta acqua. Improvvisamente il lago è cresciuto quasi 2 metri in poco tempo e un gran vento, un vento spaventoso. A memoria si ricordava una cosa di questo genere? No, io ho vissuto l'alluvione nel 66 come acqua, forse era peggiore allora come acqua, però come il vento e frane e così è tutta un'altra cosa, insomma. Sempre di notte, una paura tremenda, io avevo anche i nipoti a casa. Purtroppo succede, ogni tanto succede e bisogna darsi da fare. Lei ha la casa qui? Io abito qua, ho questo piccolo salè lungo lago. Fin dove è arrivata l'acqua qua? L'acqua è arrivata qui. Ci fa vedere? Ecco. 1,30 metri, 1,40 metri, cresciuto 2 metri in pochissimo tempo. Alla sera ho dovuto evacuare e... Dove siete andati a dormire? Ospiti in una casa qua vicino, gentilissimi. Diciamo che nella disgrazia c'è stata tanta solidarietà. Certo. Da tutti quanti. All'inizio sembrava che nessuno si interessasse di noi, invece il giorno dopo non si interessavano perché non c'era la possibilità di arrivare, però il giorno dopo si è visto un'enorme quantità di volontari, associazioni, vigili del fuoco, protezione civile. Insomma, non siete stati lasciati soli? Per niente, per conto mio assolutamente no. Senta, quanti danni adesso? Enormi. Io nel mio piccolo non mi lamento perché ho visto delle cose che da mettersi le mani nei capelli. Però adesso torna a spallare il fango? Per forza, non c'è altro da fare, qui adesso il grosso l'ho già fatto perché sono passati 2 o 3 giorni. Anche perché se comincia ad asciugare il fango non si leva più. Esatto, quello è il problema, perché è talmente fine che penetra dappertutto che non si sa come levarlo. Cosa ci deve insegnare questa situazione, soprattutto per quanto riguarda l'equilibrio idrogeologico, gli alberi e quant'altro? Cosa ci deve insegnare? Penso che per gli alberi non ci sia niente da fare perché è una cosa eccezionale così, nessuno la prevede e quando arriva si salvi chi può. Per l'acqua è stato fatto negli anni scorsi qui da noi parecchi lavori, briglie, arce, tutte quelle cose là sono state fatte e secondo me hanno aiutato molto quello che è stato fatto dopo l'alluvione del 66 e bisogna continuare così, pulire, tenere sempre in ordine. Di che cosa avete bisogno adesso? Ma io penso, a parte l'elettricità che manca dalla sera, l'acqua per fortuna noi come comune di Alleghe non siamo rimasti senza, è già una bella cosa rispetto a altri comuni che non hanno quello e neanche l'altro. Da mangiare? Mangiare ieri ho fatto un giretto, dopo il terzo tentativo sono riuscito ad arrivare fino ad Agordo e fare un po' di spesa. Buon lavoro. Grazie, arrivederci. Era una cosa spaventosa. Spaventosa. Pensi che tutta quella roba lì era qui la sera, con le onde che arrivavano come il mare, dal vento, come il mare. Ma quindi sono entrati, sai, è andato ben oltre la strada? Certo. Il secondo gradino lì dentro la casa, lì. Si leva il ponte da dove ho fatto vedere prima. Così.
continuo incessante l'andirivieni degli elicotteri per portare viveri e altro materiale alla sede lì della protezione civile. Signore, buongiorno. Sono di Antena 3. Eravate qua? Grazie, abitiamo qua. E stavamo raccontando al signore che un tornado, perché noi abbiamo fatto quella del 66, no? Questa è la seconda alluvione, ma questo è un tornado, un disastro. Ecco, da stare in casa, aspettare che venga mattina, e boh, poi ha visto un po' attorno, no? Qua sopra tutto giù, qua il lago, sì, qua fuori ha fatto un tornado, una cosa dal vento, e qua guardiamo tutti gli alberi, vede? Tutti giù, tutti là. Però nessuno si è fatto male a quanto pare. Ecco, l'importante è che non si è fatto male a nessuno, siamo qua che ce la raccontiamo, anche un po' col sole oggi, poi adesso sono venuti un po' l'elicottero e tutto così, per mangiare ne abbiamo, per bere anche. Cioè acqua, cose non mi serve? Sì, l'acqua c'è, poi bisogna bollirla per bere, vediamo la minerale. Lei da che parte sta di Alleghe? No, Vicelli, ho capito. E lì com'è la situazione? È brutta, senza acqua, senza luce, e i ponti sono partiti e le piante in mezzo alle strade finché non più che altro deliberano proprio un po' la strada. Poi c'è la signora Gatticetti Rasumilli, l'ho visto, e lei ha un albergo a Santa Maria delle Grazie, no? Sì. Ecco. Un po' critica e isolamento contro Che cosa avete bisogno che possiamo portarvi? Ma adesso ci siamo un po' arrangiati un po' anche con l'acqua, ne è venuta volontà. La luce e l'acqua è quella più essenziale, l'acqua innanzitutto, la luce, ma l'acqua innanzitutto, quella, se manca quella è duro. Lei ha attività appunto in un albergo, giusto? Senta, l'appello ai veneti, perché poi per voi è una stagione importante quella invernale, più che quella estiva. Dobbiamo farci forza e stare tutti uniti. Se i veneti vengono a passare le vacanze da voi, cercate di accoglierli. Ma sicuramente, come abbiamo fatto finora, a braccia aperte. Grazie. Abbiamo bisogno del sole e poi abbiamo bisogno di un po' che ci pulisca un po' il lago, perché il lago, Alleghe senza il lago è morto, Non ci metta mai il lago, guardi, che io continuavo a fare foto, che bello, prima che venisse quello. Sì, ma l'appello ai veneti che vengono su a spendere qui per le proprie vacanze. Così, ecco, che continuano a venire ad Alleghe, impianti sciistici e avanti, no? Che noi siamo coraggiosi, non è che ci buttiamo giù, comunque la ramassa, puliamo e facciamo, però insomma, adesso Ma ha avuto l'acqua in casa? Ma in questa casetta che stavo ristrutturando di mia mamma è entrata un po', ma non c'è niente dentro. Adesso aspettiamo un visitatore. Niente, ecco. Un po' la paura, sì, ecco, la guardi, la paura, vabbè, stare là a aspettare dalle 7:30, che ho cominciato a venire giù gli alberi sulla strada. Passavano, avevano più fretta di me, di loro altri elefanti in comune, c'è l'albero, alle 2 di notte sento 2 motoseghe, senza anche i vigili del fuoco sono stati bravissimi volontari, sottolineo volontari, ecco. Alle 2 di notte giravano loro solo, io dove andavo, c'erano l'albero, no, e hanno spostato perché qua, l'unico posto qua, no, sulla strada per passare, no, se no eravamo. E vabbè, insomma, la seconda alluvione, la terza non la vedrò, spero bene, che ho 50 anni, ho già 70 anni, quindi speriamo per i figli, ma insomma, noi siamo speranzosi, grazie a voi e dobbiamo fare un po' di reclamo appunto per il turismo. Grazie. Questo è il lungo lago di Alleghe, guardate adesso che cos'è, guardate fango, detriti. Un disastro, veramente un disastro. E qui bisogna rimettere in moto tutto il più velocemente possibile perché qui si vive di turismo e se non diamo la mano a questa gente, se non veniamo qui a supportarli, magari passando qui le vacanze, è difficile per la montagna risollevarsi con queste condizioni. Allora noi stiamo cercando di andare avanti per vedere cosa c'è dopo Alleghe. Cercheremo di salire ancora un po', vediamo
che aumentano le devastazioni, gli alberi caduti. Guardate un po' la montagna com'è, si racconta da sola, direi. Sembrano tanti stuzzicadenti che qualcuno dall'alto abbia deciso di spargere lungo il costone, guardate. Guardate che roba. Continuano a passare in mezzo a protezione civile, noi stiamo andando avanti sperando, ma la strada dovrebbe essere aperta perché abbiamo sentito prima, guardate qua, e guardate qua, vale la pena che ci fermiamo un attimo per farvi vedere quest'albero. Per capire veramente la devastazione, ma la furia del vento, vi faccio vedere intanto gli alberi che sono ancora per terra, guardate, ma soprattutto per riuscire a spezzare un pino di questa portata. Guardate che pino. Adesso cerco di avvicinarmi, vediamo se ci riesco, ecco, intanto vediamo le vette nevate, ecco, guardate questo pino, spezzato come un fuscello, e guardate più in su, e più in su, e più in su, impressionante, veramente impressionante. Qui vedete non sono stati, non è che siano abbattuti, nel senso siano partite dalle radici, qui proprio invece la radice ha tenuto, invece è proprio il fusto si è spezzato, quindi la forza del vento incanalata da questa valle, guardate cosa è riuscita a fare. Un'altra immagine la merita questa parte di Alleghe, perché guardate anche gli alberi che hanno cercato di tenere sono spezzati, e quelli che non sono spezzati sono letteralmente caduti. Mentre vediamo l'elicottero che, come vedete, sta portando del materiale in una zona evidentemente non raggiungibile in altra maniera, quasi sicuramente, visto che qui c'è un distributore, avranno fatto il pieno di gasolio per i generatori, probabilmente eccoli qua i generatori, guardate gente pronti, gente che sta facendo il gasolio, macchine che stanno correndo, perché qui quello che serve in questo momento è caricare i generatori, che sono quelli che in questo momento stanno garantendo l'energia elettrica. Se avete notato, rispetto a anche solo un'ora fa, qui il sole è praticamente tramontato, e quando tramonta il sole qui la temperatura scende. Però adesso mi fermo un secondo, perché vale la pena che voi vediate quest'altra situazione, credo che sia altrettanto emblematica. Ve la faccio vedere perché è spettrale, guardate che roba, tutti i pini, tutti i pini, guardate. Bisognerà assolutamente ripiantare tutto quanto, perché altrimenti poi vedete che sono stati sradicati? Ecco, significa che qui l'opera di dilavamento potrebbe diventare devastante. Però dà la sensazione della situazione, guardate anche questo pino qui, cioè il vento qui si è incanalato in una maniera talmente forte che ha creato questa devastazione. Che fa pensare che sembra quasi che il vento abbia rimbalzato, perché questa è, diciamo così, un costone che abbiamo visto prima, e guardate quell'altra parte, proprio ha rimbalzato dall'altra parte, e guardate qui che cosa ha combinato. Quindi proprio è stato quasi fosse una pallina impazzita su dei birilli, li ha buttati tutti quanti giù, e sotto c'è il codevole che scorre. Assessore,
abbiamo lasciato Colle Santa Lucia, stiamo tornando, rientrando a Belluno, le immagini sono strazianti, un tuffo al cuore. Ci sono dei posti che sono diventati assolutamente irriconoscibili, posti interi devastati, e quindi rimane senza parole, perché sono posti che conosci bene e che li rivedi in queste condizioni. Adesso stiamo vedendo proprio tutto il versante bruciato, perché la settimana scorsa c'è stato anche quel maxi incendio, quindi veramente una devastazione totale. E poi le persone che sono isolate, che sono senza luce, senza acqua, è una situazione veramente complicata, quindi
Ecco, siamo appena atterrati nell'area del nucleo elicotteri all'aeroporto di Belluno, abbiamo fatto il viaggio con voi nelle zone dell'Alto Gordino devastate dalla furia del maltempo, abbiamo avuto l'occasione di parlare con chi ha potuto e abbiamo potuto raccontarci che cosa sono state queste giornate letteralmente infernali che abbiamo vissuto tutti insieme. Con noi c'era l'assessore regionale Giampaolo Bottacin, che ringraziamo per averci fatto da guida nelle vallate devastate dal vento e dall'acqua. Definite epiche, in effetti erano quasi un centinaio di anni che non si vedeva una calamità naturale e in situazioni di vento fino ai 200 km/h abbiamo visto come sono stati spazzati via alberi e anche trecci di alta tensione. Lei deve immaginare che il sistema elettrico è come un cuore, se l'arteria, l'aorta si ferma, quello che abbiamo fatto è l'aorta e la rete di trasmissione nazionale gestita da Terna. Dovete immaginare che noi abbiamo in questi 5 giorni rialimentato questo cuore tramite capillari, quindi puoi immaginare lo sforzo che abbiamo dovuto mettere in campo schierando oltre 1500 persone che abbiamo fatto arrivare qui in Veneto nel giro di 24 ore, quindi c'è stato un dispiegamento di forze importante e abbiamo fatto confluire nella regione oltre 1800 gruppi elettrogeni, buona parte dei quali sono già stati attivati e altri, quelli piccoli, perché ci rendiamo conto che questo è un territorio complesso in questo momento con situazioni di viabilità molto difficili, quindi quello che abbiamo valutato come distribuzione insieme all'aiuto grande che ci sta dando dirimente direi la protezione civile e anche l'esercito mettendoci a disposizione elicotteri militari, abbiamo attivato un altro elicottero, un Super Puma, che da ieri sta sorvolando per raggiungere quei comuni non raggiungibili tramite strada per consegnare anche gruppi elettrogeni piccolini, soprattutto per aiutare quei clienti in quelle situazioni, in quelle frazioni sparse, perché non si deve lasciare dietro nessuno. Il nostro obiettivo è entro oggi ripristinare pienamente il servizio di tutte le utenze. Quindi restano 5.000 utenze ancora scoperte, tutti entro oggi, è una promessa, un impegno? No, non so, è una notizia sbagliata, adesso la correggiamo perché sono meno di 1500, adesso che parliamo sono scese a 1400 le utenze disalimentate, di cui sono quasi tutte seconde case. Oggi gli utenti residenti, quindi i cittadini, quelli che a noi interessano, che vivono su questo territorio, sono meno di 200, quindi naturalmente entro stasera riprendiamo tutti. Mi faccia dire che riprendere 260.000 utenze elettriche, rialimentare 260.000 case in 4 giorni è stato uno sforzo, come può ben immaginare, davvero importante, ma non si poteva non fare. Ecco, definiamolo, diciamo alla gente in quanti sforzi e quanti uomini in campo. Beh, dovete immaginare che nel giro di 24 ore abbiamo fatto confluire nella sola regione Veneto oltre 1500 persone tra operai e tecnici, non soltanto recuperando il personale del Triveneto di questa zona, ma abbiamo fatto arrivare un supporto da tutte le regioni d'Italia, quindi questo adesso dà la misura del fatto che questa calamità che è una calamità nazionale, non solo locale, e noi che siamo un operatore di un servizio pubblico importante abbiamo ritenuto di supportarla facendo convogliare operai e tecnici sia interni che di imprese da tutte le altre regioni d'Italia. Era necessario e l'abbiamo fatto. È evidente, no? Questa è per il momento una soluzione provvisoria, quella di riattivare evidentemente con i gruppi elettrogeni, invece la gente si chiede quando definitivamente l'intervento diverrà completato, diverrà risolutivo. Allora, la fase 1 era rialimentare subito i clienti con i gruppi elettrogeni e lo abbiamo fatto, peraltro abbiamo anche definito un protocollo di comportamento con la protezione civile per garantire il continuo rabbocco dei gruppi elettrogeni, quindi vogliamo tranquillizzare i cittadini, i gruppi elettrogeni verranno rialimentati evidentemente ogni giorno, quindi a gasolio. A gasolio naturalmente, e questo va fatto. Da domani ci siederemo insieme al signor prefetto per definire urgentemente un piano, perché naturalmente adesso dobbiamo occuparci subito della ricostruzione, non possiamo comunque trovare, questa è una soluzione transitoria, dobbiamo arrivare all'inverno con una soluzione già definitiva, quindi naturalmente siamo confidenti che l'ottimo lavoro svolto con le istituzioni locali continuerà anche per la ricostruzione. Grazie. Sì, ancora? Certo, chi paga il gasolio ci stanno chiedendo dallo studio? Lo paghiamo noi e a nostre spese, a spese di distribuzione, certamente non lo pagano i cittadini. Grazie. Grazie a voi. La ringrazio infinitamente, credo che sia stato prezioso poter parlare anche con E-Distribuzione, perché così abbiamo chiarito anche agli spettatori che ci stanno seguendo da casa, chi ci sta seguendo attraverso i social, attraverso le applicazioni, attraverso il nostro sito,
qual è la reale situazione, qual è stato lo sforzo e l'impegno. Naturalmente hanno messo in conto chiaramente le polemiche, perché è evidente che dopo magari tanti giorni, 6 giorni senza luce e senza il collegamento è difficile, è complicatissimo vivere, quindi è una situazione comprensiva che Distribuzione ha compreso. Ci si siederà attorno a un tavolo per definire la programmazione, ci sono investimenti evidentemente in campo, chi sta alimentando, allora abbiamo capito, questi generatori, questi gruppi elettrogeni è il gasolio, e il gasolio lo paga Distribuzione. Quindi abbiamo chiarito anche questo argomento per evitare polemiche. Ecco, bene. Io, Ferdinando, ti restituisco la linea, ci fermiamo un attimo.